Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. L'Italia è esposta come sempre a un flusso settentrionale che di conseguenza lascerà spazio ancora a nuovi rovesci temporali non solo nella giornata di sabato ma anche domenica e localmente anche lunedì. Andiamo a vedere un po' il quadro generale perché come vedete nella giornata di sabato avremo l'azione di correnti un po' più fredde e le temperature continueranno a mantenersi sotto la media in generale nei valori massimi su gran parte dell'Italia. Di conseguenza avremo la presenza di questi venti settentrionali che manterranno fresche le temperature, la genesi nel corso delle ore diurne di temporali non solo nelle ore diurne ma anche in quelle notturne. E infatti proprio nel corso nel tardo pomeriggio, nella serata, alcuni temporali dalle prealpi centro-orientali riusciranno a sconfinare fino alle pianure venete del Friuli, e anche al centro e al sud, specialmente lungo l'Appennino, avremo la caratteristica di avere forti temporali, soprattutto sulla Liguria e poi sulla Romagna, in estensione poi a tutto il resto dell'Appennino nel corso delle ore pomeridiane e serali, quando poi i fenomeni andranno gradualmente esaurendosi. Il sud verrà colpito soprattutto sulla alta Campania, sull'alta Puglia, più invece sarà soleggiato altrove, soprattutto sulle due isole maggiori. E attenzione perché poi nella giornata di domenica, come vedete, le temperature tenderanno anche ad aumentare leggermente, seppur rimaniamo ancora leggermente sotto la media, ma avremo ancora la caratteristica di avere temporali soprattutto lungo tutto l'arco appenninico. Le prealpi e le Alpi vedranno meno fenomeni, meno rischi, e quindi le più esposte saranno quindi i versanti appenninici, con locali sconfinamenti che potranno avvenire soprattutto sulla pianura emiliana occidentale, ma anche sulle Marche e localmente al sud, sulla Campania, sul Molise e sulla Puglia settentrionale, ma con bassa probabilità. Le temperature quindi saranno in ripresa, e attenzione perché nella giornata di lunedì avremo locali ultimi fenomeni nel corso del pomeriggio, come vedete su le zone appenniniche centrali, localmente possibile anche sul Piemonte occidentale ma con bassa probabilità, mentre come vedete l'anticiclone africano spinge ulteriormente aria calda verso l'Europa occidentale e di conseguenza le temperature sono costrette ad aumentare su questi stati, che poi andranno gradualmente espandendosi. Come vedete, locali episodi temporali che potranno avvenire sull'Appennino tosco-emiliano e anche verso le coste della Puglia. Ma vedete il percorso dell'uragano, che è molto importante da delineare, che Erin svolgerà, si fermerà alla zona di uragano nella giornata del 24, per poi, attenzione, a partire dalla giornata di lunedì trasformarsi in un normale ciclone tropicale. Che cosa vuol dire? Che assisteremo quindi a una normale perturbazione che sarà ancora forte sì di intensità, ma non assumerà le caratteristiche da uragano. Quindi appena giunge sulla nostra Europa e quindi sulla Inghilterra non riuscirà a portare una notevole quantità di energia, perché incontra aria fredda proveniente proprio dall'Artico, e di conseguenza l'evoluzione comunque che si prospetta sarà comunque molto rilevante per il nord Italia, perché vedrà il rischio di forti temporali, forti precipitazioni, e sarà uno dei settori su gran parte dell'Europa più coinvolto dal rischio di nubifragi, di alluvioni lampo, un po' come è avvenuto negli scorsi giorni su alcune località. E quindi le piogge saranno più abbondanti, come vedete su queste aree in verde, e il rischio sarà rilevante anche per delle grandinate fino a medie dimensioni, quindi anche a forti temporali, e cade a partire dalla serata di mercoledì e poi per il resto del weekend. Ancora da capire comunque la caratteristica che porterà questo ciclone. Poi a partire, ti ricordo, la giornata di martedì segnalo solo qualche fenomeno solamente sull'Appennino meridionale localmente, ma per il resto prevarrà bel tempo, mentre la caratteristica del ciclone Erin, che era adesso da una vera e propria perturbazione strutturata, come vedete, porterà una rimonta invece dell'anticiclone africano subtropicale, che proprio dai settori sud-occidentali riuscirà dal Nord Africa a spingersi verso l'Italia centro-meridionale e quindi anche fino a parte dell'Europa, soprattutto quella centro-orientale. Quindi come vedete la caratteristica di questo uragano porterà delle temperature in rialzo anche al nord, seppur
valori insomma attorno ai 29-30 gradi, qualche punta oltre sulla Alta Toscana. Guardate poi come si comporterà. Si sgancerà un comparto di aria molto umida dal ciclone e quindi arriverà un fronte più strutturato. Più fronti perturbati dal ciclone riusciranno ad arrivare, e quindi queste correnti instabili, direttamente verso l'Europa occidentale. Porterà alla nascita di un ciclone proprio tra la Francia e la Spagna, quindi nuova instabilità, correnti con forti temporali associati che proprio colpiranno non solo i Pirenei ma anche la Spagna, e confinando anche sulla Svizzera, sulla Germania sud-occidentale. E attenzione, perché poi andrà avvicinandosi questa fase perturbata, perché poi il ciclone, assumendo le caratteristiche atlantiche, continuerà sempre più avvicinandosi e a portare non solo la ristabilità di aria più calda al sud, perché lì toccheremo dei valori a partire da giovedì fino a 38 gradi, soprattutto sulla Sardegna e su tutto quanto il sud Italia in generale e la Sicilia. Vedete, le precipitazioni sono distribuite in modo più intenso e più significativo solo su queste aree, quindi il nord Italia, soprattutto sulle zone alpine, prealpine, pedemontane, fin sulle alte pianure. E queste saranno le aree che proprio a partire dalla giornata di giovedì riceveranno questi importanti accumuli, quindi il rischio anche di nubifragi come vi accennavo prima. Quindi altrove invece le temperature saranno destinate a rialzarsi, e quindi queste le temperature inizialmente da mercoledì, che continueranno ad alzarsi, però attenzione, nel corso dei prossimi giorni. Quindi il nord rimarrà al fresco fino ad arrivare alle Emilia Romagne e anche sull'Alta Toscana. Poi però il resto del centro e del sud Italia dovrà fare i conti con un netto rialzo delle temperature fino al weekend. Ma ne riparleremo, ci saranno nuovi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni. Seguiteci sempre.